La mente e l'anima. La mente è il riflesso emotivo dell'anima, espresso in concetti. Aforisma di Marco Trevisan. Spiegazione dell'aforisma. L'anima umana, per sua natura, funziona per risonanza, ovvero ad uno stimolo esteriore ne produce uno interiore, ma anche ad uno stato d'animo suscitato dall'interno produce sull'uomo un'emozione corporea o un concetto mentale. Per questo la mente non è pensiero, ma è il riflesso dell'emotività animica trasformato in concetti, poiché nell'anima umana vi è un io che vi si riflette, il quale legge la realtà interiore ed esteriore dell'uomo per mezzo del concetto. Infatti l'uomo moderno non riesce a controllare la propria mente perché ha un'emotività fuori controllo. Per questo motivo la mente riempie costantemente la testa umana di ogni tipo di risposta animica. Risposta che deriva sia dagli stimoli esterni, sia dalle preoccupazioni interne, soprattutto a causa delle aspettative, del giudizio e della paura del fallimento. Per questo un uomo che vuole avere una mente silenziosa deve lavorare nella propria emotività e nella consapevolezza che l'aspettativa, il giudizio e il fallimento sono illusioni dettate dalla società.